Dopo i problemi per i lanci nella gara femminile non si spara più con i piattelli flash fin dall'inizio in questa finale. Lo spettacolo è meno visibile, ma la gara è bella ed è vincente lo stesso. Per il francese si chiude con 2-0 al sesto e settimo piattello. Un errore di Scalzone al sesto. Russell Mark non va al bersaglio nell'11° e nel 13° turno, mentre Viganò incappa nel primo errore nel 16° piattello e si ripete al 25°. Pelliello va come un treno per 17 piattelli, poi al 18° non ce la fa, né con la prima né con la seconda canna. E la gara si riapre perché il portoghese, raggiunta la parità, non dà cenni di cedimento. Ma a 4 piattelli dal termine arriva il colpo di scena, Silva non c'entra il 22° piattello e così vince Pelliello con 144, che non è un punteggio altissimo, ma comunque un risultato di buon livello visto anche la scarsa visibilità dell'impianto. Giusta la felicità di Johnny Pelliello, ammantato di tricolore dello staff azzurro. È la prima carta olimpica per l'Italia. Bronzo per Roberto Scalzone, battuto allo spareggio da Silva, argento quest'ultimo con 143. Quarto posto per il giovane Viganò, 142 per lui. Per la seconda volta suona lì